Il Consorzio Turistico del Sagona Rubia è lieto di ospitare anche in questa occasione un appuntamento importante per l'arte contemporanea in Sardegna. Una selezione di artisti, tra cui verranno scelti poi gli artisti più rappresentativi che andranno alla 12ª edizione della Biennale d'Arte di Roma. Per noi è un ritrovarsi sul tema, perché con Arte 52 negli anni precedenti abbiamo dato possibilità a molti artisti di esporre qua da noi e di esporre il meglio della loro produzione, ed è un modo per ritrovarci anche con il territorio, con cui abbiamo in animo di mettere in atto una serie di azioni positive, propositive, di rilancio culturale, scientifico e anche un rilancio di spirito della Marmilla. D'altronde siamo in primavera ed è il momento ideale per pensare a queste cose. Devo dire che visitando questa mostra la trovo godibilissima e soprattutto trovo veramente un'alta qualità nella produzione delle opere, perché c'è ricerca e c'è comunque originalità nell'ambito della creazione di queste opere. Ogni artista ha portato il meglio delle sue opere e credo che non sia facile arrivare a decidere, soprattutto perché c'è un nucleo di artisti che veramente meritano di essere esaminati con molta attenzione. Credo che per Sagona Rubia e anche per la Sardegna sia un'occasione importante e quindi insomma vi invito anche a venire a vederla, a fare una passeggiata insomma nelle nostre colline in questa bella primavera.